Simone, da dirigente della Polizia di Stato, vanta esperienze in diverse sezioni e commissariati, partecipa ad importanti operazioni, non solo a Milano, contribuisce a delicate attività investigative. Ma è nel contrasto delle violenze domestiche che rende un apporto straordinario alla comunità. Per prevenire il reiterarsi di reati che più delle volte restano confinati e nascosti dalle mura di casa, mette a punto una serie di azioni note come il Protocollo Zeus, la cui applicazione consente di interrompere la recidiva di stalking e violenza nella quasi totalità dei casi trattati. Partito da Milano, il modello viene utilizzato in 30 città italiane e studiato in altri paesi europei come strumento virtuoso ed efficace. Il suo lavoro e il suo impegno quotidiano e innovatore per la difesa delle donne e delle persone fragili sono testimonianza concreta di come sia possibile prestare le proprie conoscenze per la tutela dei diritti fondamentali della persona. Ariola Trini. Da Tirana si trasferisce a Milano con la famiglia all'età